con Alfonso Buscemi, segretario provinciale della CGIL. Ecco la crisi idrica imperversa ad Agrigento. Voi insieme al cartello sociale siete stati protagonisti di diverse prese di posizione anche in vista di Capitale 2025. Insomma, ci saranno grosse difficoltà. Una bella gatta da pelare questa Capitale della Cultura 2025, perché da dove si gira e da dove si guarda il contesto della nostra provincia abbiamo difficoltà indicibili che provengono da lontano, quindi fa ancora più male, perché la classe dirigente, la politica, il governo di questa città e di questa regione non ha mai affrontato i veri problemi, ha tentato di governarli, ma poi, come in questo caso, la crisi idrica gli sfugge di mano, abbandonando un territorio al proprio destino. Parlare ancora di crisi idrica nel 2024, dopo tanti decenni, se non fosse grave ci sarebbe una farsa, visto che spesso ci ricordiamo di essere la terra di Pirandello. Sono anni che il servizio idrico integrato non va bene, sono anni che si cerca di portare tutti i comuni dentro la norma e dentro la legge. Ci sono ancora 2 comuni della nostra provincia, Palma e Camastra, che non hanno fatto quanto di loro competenza per arrivare a chiudere il ciclo. Così come anche la materia prima, l'acqua. Da un lato ci sono problemi perché non si paga a sufficienza quello che si prelieva e ci auguriamo che non chiudano i rubinetti, e poi infine gli invasi vuoti. Sono 30 anni che sappiamo che stiamo andando incontro al cambiamento climatico. Sono tanti anni che questa denuncia viene fatta, e quindi perché non si provvede a costruire invasi, a rendere efficienti? Spesso noi in maniera eccezionale sentiamo dire si apre la diga di perché ancora non è stata collaudata e ci sono rischi. Ma che cosa si aspetta? Cioè, quando una persona si candida a un ruolo dirigenziale, a un ruolo di governatore, ma cosa pensa di fare? Quali affari pensa di fare se non quelli di dare serenità ai cittadini? Vedete, noi siamo in una provincia disgraziata. Non nominano i dirigenti dell'ASPI da qualche anno perché non si mettono d'accordo e vanno avanti a commissariamenti, i quali poi sono impediti di fare delle scelte. Si spendono 120.000 euro, la provincia pressata da parte dei cittadini, dei comitati civici, del cartello sociale, mettiamo in campo un'azione assieme alla provincia per riprendere un progetto per dare un aeroporto a questa provincia. Viene il presidente della regione a dirci che non è nella priorità della regione l'aeroporto in questa provincia, ma il sindaco, i deputati, gli assessori cosa pensano? Ci rendano edotti di cosa pensano, perché al loro fianco non si ribellano o gli va bene questo stato di cose. Abbiamo messo in campo con una direzione oculata una università che era stata bruciata dopo un brillante avvio. Quell'università è stata bruciata. Adesso, dopo 3 anni, finalmente quell'università funziona, ha funzionato bene, ci sono tanti ragazzi che vengono di fuori. Sono 8 mesi che noi non abbiamo una governance, ora addirittura l'unico dirigente scade il contratto e noi non abbiamo nessuno, perché alla regione Sicilia non si mettono d'accordo quale partito, quale deputato deve nominare i propri uomini. Guardate, io penso che alla fine i cittadini si stancheranno di questo andazzo e saranno problemi seri in tutte le direzioni.